Eder. Mech. Pallister. A Trieste si avvicina un nuovo e delicato momento nel caso di Liliana Resinovic. Per martedì 21 aprile 2026 alle ore 12:30 è stato fissato un secondo funerale nella cappella del cimitero di Sant'Anna, con una cerimonia breve e in forma riservata, voluta dai familiari dopo il rientro della salma da Milano, dove erano stati eseguiti ulteriori accertamenti peritali sui resti della donna. Alla funzione seguirà una nuova sepoltura. Il clima, però, non è quello di un semplice commiato. Attorno a questa nuova cerimonia si è infatti riaccesa una tensione familiare e giudiziaria che negli ultimi anni non si è mai davvero spenta. Sergio Resinovic ha spiegato di aver desiderato un ultimo saluto raccolto, strettamente intimo, lontano da telecamere, curiosi e assedio mediatico, proprio perché l'intenzione era quella di dedicare quel giorno soltanto a Liliana, agli affetti più stretti e a chi le ha voluto bene. La diffusione anticipata della notizia dei funerali, secondo il fratello, ha invece compromesso questo intento e ha lasciato spazio a una forte amarezza. È in questo contesto che sono arrivate anche le parole più dure rivolte a Sebastiano Visintin. Sergio ha chiarito che, a suo dire, il marito non avrebbe avuto alcun ruolo decisionale nell'organizzazione di queste esequie e ha espresso apertamente la speranza che non si presenti alla cerimonia. Un'affermazione pesante, che fotografa bene la frattura ormai profondissima tra le due posizioni. Da una parte la famiglia di origine di Liliana, che rivendica il diritto di viverne il ricordo in modo appartato, dall'altra il marito, che avrebbe lamentato di aver appreso dei funerali soltanto in un secondo momento. In mezzo resta il peso di un'indagine che continua a influenzare ogni passaggio, anche il più umano e personale. Sul piano pratico è emerso anche un altro elemento rilevante. Liliana non sarà tumulata nella tomba della madre, come era stato inizialmente ipotizzato, ma in un loculo sotterraneo al cimitero di Sant'Anna. È un dettaglio che aggiunge ulteriore solennità e anche un senso di definitiva separazione a questo secondo addio, arrivato dopo il trasferimento della salma a Milano, gli esami affidati ai periti e il successivo nulla osta al rientro a Trieste. La seconda cerimonia, quindi, non è soltanto un momento simbolico, ma il punto di arrivo di una lunga e dolorosa vicenda processuale e familiare che si trascina ormai da oltre 4 anni. Dietro questa organizzazione c'è anche un nodo giuridico preciso. Nelle scorse settimane è emerso che una nuova disciplina entrata in vigore ad aprile 2026 impedisce al familiare indagato per reati gravi legati alla morte della vittima di disporre delle esequie o della cremazione. Nello stesso quadro è stato disposto anche il divieto di cremazione del corpo. Questo passaggio ha inciso direttamente sul caso Resinovic, perché ha rafforzato la posizione di chi sosteneva che l'organizzazione del funerale non spettasse a Visintin, indicato come unico indagato per l'omicidio della moglie. Resta poi lo sfondo più ampio dell'inchiesta. Sergio Resinovic ha detto di non avere indicazioni chiare sui prossimi sviluppi investigativi e ha descritto una situazione di sostanziale attesa, con la sensazione che il caso proceda ancora senza un approdo definitivo in aula. Nelle sue dichiarazioni è riemerso anche il contrasto sulla lettura di alcuni protagonisti della vicenda. Da una parte la difesa della figura di Claudio Sterpin, descritto come coerente e collaborativo con gli inquirenti, dall'altra nuove critiche a Visintin, anche per aver parlato molto presto di un proprio alibi, quando ancora, secondo il fratello di Liliana, la famiglia non aveva compreso fino in fondo quale fosse stato il destino della donna. Così, quello che dovrebbe essere il momento della pace e del raccoglimento si trasforma ancora una volta in uno specchio della frattura che da anni accompagna il caso Resinovic. Il dolore privato, il conflitto pubblico e una verità giudiziaria che tutti attendono, ma che ancora non è arrivata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.